momento sicuramente importante perché significa la conclusione di un'attività che è stata progettata già almeno da 3 anni e quindi significa avere una sede comunale a norma e quindi per la sicurezza di cittadini, per la sicurezza di dipendenti e dal punto di vista sismico questo, ma sicuramente anche dal punto di vista estetico anche sono state fatte delle sostanziali migliorie per cui si presenta decisamente meglio la piazza e anche perché abbiamo un monumento ai caduti completamente restaurato. E per questa conclusione dei lavori si sente di rivolgere ringraziamenti? Sicuramente in primis la Regione Veneto per l'importante contributo e poi tutte le persone che hanno lavorato a vario titolo, progettisti, direttore lavori, ma anche poi l'impresa e le persone che hanno collaborato, l'architetto Fiorino e tutte le persone che hanno collaborato. Mi sento di ringraziare molto anche i dipendenti comunali di tutti gli uffici associati con Pieve di Soligo che sono presenti qui a Refrontolo, che hanno subito in questi mesi un po' di disagio, ma per un bene, per un obiettivo importante, tutti hanno condiviso anche un po' di sofferenza. Quindi un grazie a tutti di cuore per questo buon risultato che è sicuramente il lavoro di molte mani, molte teste e molti cuori.